Quarta edizione del Coffee Show Latte Art a Siracusa, si rinnova l'appuntamento della selezione dei campionati italiani Latte Art. Quest'anno ho il piacere e l'onore di avere anche l'ente fiera Rimini SIGEP come patrocinio. Stanno cominciando ad arrivare già i primi campioni da tutta Italia, quindi vi aspettiamo tutti quanti domenica 5 ottobre al centro commerciale I Papiri, al primo piano, dove ci sarà non soltanto la fase delle preparazioni dei campionati italiani di Latte Art, ma una giornata tutta dedicata all'enogastronomia. Dalle cake design, dimostrazioni di scuola di intaglio vegetale, ci saranno anche dibattiti a tema e tanto altro. Sono appena atterrato a Siracusa, l'ospitalità come tutti gli anni è sempre d'obbligo e eccellente, devo dire. Siamo qua in compagnia di Gaetano Bongiovanni, siamo al quarto anno, ricordo che questo evento è nato nel 2011. Ci sarà ospite d'eccezione sempre Chiara Bergonzi, campionessa italiana di Latte Art, nonché vice campionessa mondiale di Latte Art. Avremo per eccezione, per l'occasione, Gianfranco Carubelli. Dopo 4 anni siamo riusciti a portarlo in terra siciliana, che rappresenterà l'azienda Pulicaf. Ci sarò io che coadiuverò i vari eventi, gare e non, presentazioni di prodotti innovativi con la Street Coffee School e anche con i ragazzi che parteciperanno alle gare. Insomma, un appuntamento non dovete mancare, perché come ha già detto Gaetano ci saranno 9 concorrenti che si contenderanno il titolo di campione siciliano sicuramente, ma il primo avrà diritto d'obbligo il passaggio diretto alle finali italiane di Rimini SIGEP 2015, quindi l'anno dell'Expo. Non possiamo mancare, io mi auguro che un siciliano davvero possa, che insomma sia l'anno buono, ecco. Vi ricordo inoltre che nella postazione di Dalla Corte, quindi macchine per caffè espresso, avremo una degustazione di caffè di un presidio Slow Food Guatemala, Huehuetenango. Avremo anche a lato un brew bar con estrazione a filtro, siphon, dripper e altre novità, altre tendenze un po' del mercato di questi tempi, appunto nella postazione di Street Coffee School. Quindi vi invito domenica 5, non mancate, ore 10 del mattino, vi aspettiamo, Andrea Antonelli vi aspetta.